Buongiorno, buongiorno, benvenute nel mondo di Amazing Marky Makeup. In questo video ti faccio vedere 3 possibili look utilizzando l'ombretto di Deborah, il 24 ore Silk Wet and Dry, ombretto metallico a lunga tenuta. Io l'ho preso nella variante 01. Si presenta così, adesso farò uno zoom. Io ho preso quello bianco perché nelle profumerie Beauty Star c'è l'offerta a 4,90 € e ti danno insieme il primer occhi di Deborah 24 ore che devo ancora testare, però penso che lo testerò a breve. Ovviamente adesso mi sta rodendo l'occhio, fantastico. Bene, questo è il look che ho realizzato, vi dico velocemente i prodotti che ho messo sugli occhi. Ovviamente ho messo un primer, ho sfumato della terra abbronzante nella piega dell'occhio con questo pennello da sfumatura, poi ho messo un marrone su tutta la palpebra mobile ed è questo bellissimo colore che è il 132 di Kiko, spero si veda, ok, e l'ho utilizzato leggermente bagnato. Poi nella parte centrale dell'occhio, utilizzando l'applicatore in spugna leggermente bagnato con uno spruzzino, l'ho messo nella parte interna dell'occhio per creare dimensione. Ho piegato le ciglia, ho messo il mascara e riempito le sopracciglia con la mia amatissima matita per sopracciglia, la Basic, che purtroppo non sto in produzione perché la Basic non c'è più, purtroppo. E nella rima interna dell'occhio ho messo questa matita di Essence che è sempre della fila delle Long Lasting, e questa si chiama ed è la 09 Cool Down. Spero si veda, dimmi che si vede perché io sto registrando alla cieca. Comunque questo è il look. Ovviamente ho messo il correttore, ho messo un filo di BB cream e io sto usando la Skin Perfection, sempre di L'Oreal, consigliata dalla bravissima Giulia Cova. Ciao Giulia. E ho trovato questo blush e l'ho pagato solamente 3 € e io l'ho preso nella colorazione Peach ed è quello che ho sulle guance. Si vede molto poco, però è quello che vedete molto bene sulle labbra perché io sperimento, non credo che per 5 minuti che metto questo prodotto mi cadranno le labbra. Comunque questo è il primo look. Ciao, bentornate, bentornate. Questo è il look numero 2. Vi faccio subito uno zoom. Allora, che cosa ho fatto? Semplicemente ho messo il primer, ho ancorato tutto quanto con un ombretto di Kiko in stick, sopra ci ho tamponato ovviamente l'ombretto di Deborah, il 24 ore Silk. Poi cosa ho fatto? Sì, ho sfumato nella piega dell'occhio sempre con il pennello, questo ombretto qua di Essence con questo pennello qui, e non so se lo trovate ancora questo ombretto, comunque è il Party All Night. Questo è il risultato. Ovviamente ho riempito le sopracciglia e nell'angolo esterno dell'occhio ho messo una matita, poi l'ho portata verso l'esterno e poi l'ho sfumata. Sto cercando di prendere, qua l'ho sfumata verso la fine e ho aggiunto un pochino di ombretto nero e poi le labbra così mi sono sparata un gloss molto acceso. Questo è il look. Ciao. Buongiorno, buongiorno. E questo è il terzo look
con l'ombretto sempre di Deborah, 24 ore silk. La mia memoria sta vacillando, ma vi faccio subito uno zoom. Allora, devo uscire e devo andare a mangiare fuori con delle amiche e sono un po' tutta vestita di blu e quindi ho fatto questo look. Va bene, velocemente vi dico che cosa ho fatto. Allora, ovviamente ho messo il primer sugli occhi, ho uniformato l'occhio e sono partita mettendo questo bellissimo ombretto che non so in videocamera che cosa verrà fuori, ma è un colore spaziale, e questo è Nightlife di Neve Cosmetics, che a me piace un casino e lo vedete molto bene nel centro della palpebra. Che cerco di trovare un coso, come si chiama? Sì. Poi l'ho sfumato tutto palpebra intera, poi ho preso da questa palettina di Essence il blu, che ve ne ho già parlato, il blu, questo. Poi cosa ho fatto? Ho sfumato, ho intensificato il colore al centro, sempre con Nightlife, e poi sempre bagnato ho usato con un pennellino l'ombretto di Deborah nella parte interna dell'occhio. Prima l'ho applicato asciutto e poi ho concentrato il punto luce proprio di punta il pennello a fare un punto luce molto luminoso. Ovviamente ho messo la matita nella rima interna superiore e inferiore, ho messo 2 quintali e mezzo di eyeliner, ho ridefinito le sopracciglia e ho sfumato leggermente l'ombretto anche qui sotto, vedete che è un po' qui sotto. Diciamo che è un trucco bello carichetto per il giorno, però avevo voglia, ho guardato tutti i blu e niente. Va bene, comunque questo è il look, terzo look con l'ombretto di Deborah. Ah sì, non so se ve l'ho detto, ho messo anche l'eyeliner di Pupa Vamp. E l'ho messo solo nella parte finale dell'occhio perché tanto dopo ho fatto solo l'accenno del codino. E questo scovolino qua è fantastico, mi piace un sacco. Scovolino fatto così. Bene, ho parlato anche troppo, spero che i miei 3 look vi siano piaciuti. Nel frattempo vi mando un bacione e alla prossima. Se per caso bazzicate in questo video e volete ancora che vi faccio look con un determinato prodotto, magari vi metterò nell'info box la lista delle palette che ho, così nel caso vi do idee per truccarvi e mi do anche a me stessa idee per truccarvi. Vabbè, lascio perdere, mi sto incartando. Un bacione, ciao!